Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti della mattina. In apertura il rinvenimento del corpo senza vita di un uomo di 40 anni a Scicli, nel Ragusano. Il cadavere è stato scoperto nell'abitazione in cui la vittima viveva in via Manenti. Tracce di sangue sono state trovate nella camera da letto e in varie stanze. Non si esclude l'ipotesi dell'omicidio. Tragico incidente stradale ieri sera sulla statale 626 Caltanissetta Gela, il bilancio è di un morto e 9 feriti. Lo scontro ha coinvolto due mezzi, una BMW Serie 5 e un furgoncino carico di extracomunitari. La vittima è un uomo di 50 anni di Mazzarino. Un uomo di 57 anni disabile e tetraplegico ha perso la vita in un incendio che ha devastato un appartamento situato al sesto piano di un palazzo in via Michele Cipolla a Palermo. Salvata la madre di 87 anni, non è escluso che le fiamme siano state provocate dalla vittima, che ha cercato così di mettere fine alla sua vita. È durato 10 ore l'interrogatorio di Massimo Carandente e Sabrina Fina nel carcere Pagliarelli di Palermo. I due sono accusati di aver preso parte alla strage di Altavilla Milicia, dove Antonella Salamone e i suoi figli Emanuele e Kevin Barreca sono stati uccisi durante un presunto esorcismo. La coppia ha ribadito la loro innocenza, scaricando le responsabilità su Giovanni Barreca e sulla figlia di 16 anni. In chiusura la sentenza di assoluzione per Enzo Ercolano, figlio del capo mafia deceduto Pippo e fratello del boss Aldo, dall'accusa di associazione mafiosa, rideterminando anche la sua condanna a 11 anni e 9 mesi di reclusione per estorsione e intestazione fittizia di beni. Rivista la pena ampia per Michele Guardo e revocata la confisca dei beni nei confronti della sorella di Enzo. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a più tardi.